In seguito alla nota diramata dal direttore generale del Lazio dell'INPS, Fabio Vitale, in merito al trasferimento della sede dell'Istituto Previdenziale di Sora ad Isola del Liri, il primo cittadino, Roberto De Donatis, è voluto tornare sull'argomento per chiarire alcuni aspetti non esplicitati precedentemente. Il direttore Vitali, infatti, parla di necessità di tagliare le spese per il canone di locazione. Era stata chiesta per questo motivo una sede gratuita al comune di Sora che di fatto non possedeva. Ora invece si scopre che ci sarà un canone di locazione annuo che verrà corrisposto al comune di Isola del Liri. Non mi sono mai piaciute le polemiche sterili, però per chiarimento, per ulteriore chiarezza, mi sembra opportuno tornare in merito alle dichiarazioni del direttore regionale dell'INPS sulla vicenda del trasferimento dei locali INPS nel comune di Isola del Liri. Qui c'è stata poca chiarezza sin dall'inizio, adesso è facile trincerarsi dietro le opportunità che sono state colte da questa disponibilità dal comune di Isola Liri e la fuoriuscita dal mercato privato. Di fatto il rapporto tra l'INPS e il comune di Isola del Liri è comunque un rapporto più privatistico che pubblicistico, perché c'è la corresponsione di un canone di 20.000 euro l'anno a fronte di una chiarezza che mi era stata data sulla gratuità, quindi c'era un discorso di gratuità dell'immobile offerto dal comune di Isola del Liri, e sulla base di questo noi ci eravamo mossi proponendo quello nei locali che erano da mettere sotto protocollo con le ferrovie dello Stato nei locali dell'ex stazione. Quindi questi sono i fatti, non c'è stata chiarezza, ribadisco che la posizione del comune di Sora poteva essere rivolta anche a capire se ci fossero delle opportunità da valutare nel mercato immobiliare locale, perché parliamo comunque di un trasferimento il cui bacino di utenza più numeroso è nel comune di Sora, quindi se non si rispettano questi principi di territorialità è chiaro che viene meno quella che è la coesione sulla base di un principio di collaborazione con gli enti. Quindi io ribadisco che l'INPS non ha mai dato con chiarezza gli estremi di questa trattativa, che è stata condotta in altri luoghi, non interessando il comune. Loro sono liberi di farlo, lo hanno fatto, ma non venissero adesso a giustificare questa cosa come un principio di oggettività, perché così non è stato.